Isole sommerse. Questo è il titolo di queste due opere in verticali dipinte da Laura Borgo. Il titolo è molto affascinante, fa vagare con la mente. Si parla quasi di una geografia dell'impossibile, di una geografia della fantasia, di una geografia così che viaggia non in uno spazio reale ma in uno spazio altro. Sembrano quasi di intravedere dei rimandi, non so, penso alle Argonautiche di Apollonio Rodio, quindi delle isole che debordano dal dato reale per diventare qualcosa di magico, qualcosa di affascinante. E da sempre l'uomo è stato affascinato da questo desiderio dell'ignoto. Quindi guardando queste due opere viene alla mente un'immagine, una nave che solca i mari e all'improvviso scorge lentamente, i marinai scorgono lentamente delle strane isole e mentre si avvicinano queste appaiono, scompaiono, forse come l'isola della maga Circe. Quindi un'opera che affascina perché stuzzica, sollecita il desiderio di ignoto, il desiderio di fantasia, il desiderio di viaggio che ogni essere umano ha.